un po' di... senta signora Virgili, volevo chiederle questo, voi tutti come diciamo parola d'ordine, come obiettivo è questo di partire dal territorio, forse bisogna tornare al territorio e poi partire dal territorio. Come spiega la contraddizione per cui in questa fase la politica è solamente una politica centralistica, cioè la politica è uno spettacolo di personalismi, di possibili alleanze, di giochi diciamo di palazzo, a cui, se mi consente, qualche volta anche il vostro partito partecipa con un atteggiamento un pochino compiaciuto a volte. Come si fa a tornare ai territori quando diciamo il fulcro è tutto lì ancora? Io parto dall'esperienza della provincia di Rovigo. La nostra provincia è stata l'unica in Veneto che è riuscita ad avere un governo di centrosinistra, e questo credo perché anche il PD ha fatto una scelta corretta, cioè è partita dal territorio, è partita soprattutto dalla considerazione di un candidato presidente che era condiviso dal PD, ma soprattutto era riuscita in qualche modo a trovare un aggancio perfetto con il territorio grazie al rapporto con l'associazionismo, con gli enti locali e così via. E quindi questa condivisione di fatto ha fatto in modo che noi potessimo vincere le elezioni. Naturalmente questo non è sufficiente, perché i cambiamenti passano attraverso naturalmente le persone, ma passano anche attraverso le motivazioni. In quel momento siamo riusciti a parlare alle persone e a convincerli del nostro progetto politico in modo più convincente rispetto a quanto diceva la Lega. Il rapporto con le persone, il recupero con il rapporto con le persone è stato quindi determinante. Tornare al territorio significa recuperare quel rapporto che il politico deve avere con le persone. Mi ha colpito molto prima quando nelle interviste con schiettezza molti dicevano che la politica gli faceva schifo, senza mezzi termini. Ecco, io credo che faccia schifo proprio perché la politica non è testimone di sobrietà, non è testimone del fatto che porta avanti i problemi della gente e soprattutto cerca di risolverli nella concretezza e nella semplicità delle scelte e nella trasparenza delle scelte. Quindi tornare al territorio significa soprattutto questo, scegliere le persone giuste e soprattutto scegliere le modalità di incontrarsi con le persone nel modo giusto. Ecco, io sindaco del Ponte delle Alpi. Al sindaco di Ponte delle Alpi, che è giovane, molto giovane, vorrei chiedere questo. Dopo il risultato delle ultime elezioni amministrative che hanno visto una indiscutibile avanzata della Lega, si è detto, magari anche un po' un luogo comune, insomma loro si muovono, avanzano perché sono sul territorio, invece anche noi del PD su questo punto forse abbiamo da fare autocritica. Allora, siccome oggi il tema è quello di tornare al territorio, di stare dentro al territorio, come intanto se esiste questo gap con la Lega sul territorio e se esiste come si colma? Da un punto di vista numerico, rispetto ai militanti, alle persone che lavorano all'interno di un partito, io non credo poi che il gap sia così straordinariamente grande rispetto alla Lega. C'è però da fare una riflessione, nel senso, io porto l'esperienza personale del nostro comune per capire quando la politica deve dimostrare ai cittadini coraggio, coerenza e determinazione nelle scelte. Noi abbiamo vissuto un'esperienza in cui nel 2004, faccio un passo indietro, io sono stato eletto vice sindaco, abbiamo eletto un sindaco e allora il PD non esisteva, però anche allora il gruppo dirigente dei due partiti che poi sono confluiti nel PD non hanno avuto il coraggio in un pool di giovani amministratori di candidarmi a sindaco e abbiamo candidato un'altra persona che di lì a poco avrebbe cambiato 4 partiti, avrebbe cambiato linea politica. I cittadini nel 2009, quando è stato il momento di scegliere,
rispetto a un sindaco uscente che al 90% viene rieletto, scelgono la coerenza, cioè un gruppo di persone che, mettendoci la faccia, dicono quello che pensano, quello che vogliono fare nel loro comune, e quindi nel Veneto e nell'Italia, e, come vi ripeto, con coerenza portano avanti il progetto politico. Allora spesso quello che ci manca probabilmente è il coraggio di scegliere in maniera decisa le politiche e le persone che devono rappresentare le politiche. Faccio un altro esempio molto pratico per capire cosa vuol dire che la politica deve avvicinarsi al territorio. Noi, come molti degli amministratori sanno, quest'anno siamo stati premiati come Comune Riccone d'Italia. Questo ha voluto dire per il sottoscritto girare l'Italia, e ho avuto il piacere di andare in parecchi gruppi del Partito Democratico d'Italia, una settimana fa in Piemonte al gruppo del Consiglio regionale, il nostro assessore è andato, per presentare il modello delle politiche ambientali del nostro comune. Noi nel 2002, ancora prima del 2004 quindi, c'era un progetto regionale per una mega discarica da oltre 2 milioni di metri cubi nel nostro territorio. Siamo andati in campagna elettorale nel 2004 con un'idea precisa sulle tematiche ambientali, sulla raccolta rifiuti, abbiamo vinto. Però 2 anni dopo abbiamo fatto la raccolta rifiuti, abbiamo portato la regione e la provincia a non farla più questa discarica, perché non è più necessaria se la raccolta rifiuti è oculata, e oggi i cittadini del 2009 ci hanno rieletto, e in questo caso la Lega nel nostro comune è sotto il 10%, in una provincia in cui io sono il sindaco che rappresenta il comune più grande, ahimè, nel senso che gli altri comuni ormai li abbiamo persi, ma è un comune di 9.000 abitanti. E le amministrazioni sono parecchio di un altro colore. Allora questo io credo che sia non è sufficiente fare i gazebo e essere vicini al territorio in maniera formale, bisogna che poi le politiche che diciamo in quei gazebi siano conseguenti nell'amministrare. Questa è l'aspetto del Ma il Veneto che si sente